Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Siamo in compagnia della amica e collega Viviana Facchinetti, direttore dell'Arena di Pola, con la quale però oggi parleremo di un altro argomento, diciamo così di attualità per certi aspetti, e che sarà ancor più di attualità fra un paio di, no, meno ancora di un paio di settimane, credo, fra una decina di giorni, vale a dire non tanto le Olimpiadi di Milano e Cortina, quanto proprio il rapporto, diciamo così, che c'è tra Trieste e Cortina. Vorremmo anche dire tra Tele4 e Cortina, perché anni fa c'era un appuntamento fisso su Tele4 proprio dedicato alla Regina delle Nevi, mi sembra che la dunque, no, Regina delle Dolomiti. Delle Dolomiti, non delle Nevi. La Regina delle Nevi è un'altra cosa, chiedo scusa. Prima di andare avanti però, e ti chiedo scusa perché io non posso non sottolineare con un certo raccapriccio quella notizia che è uscita qualche giorno fa, quella del bambino di 11 anni costretto a tornare a casa sotto la neve a piedi per 6 chilometri perché era in possesso di un abbonamento per l'autobus diciamo così, quello solito per gli studenti. Per gli studenti nei paesi di montagna, eccetera, eccetera, abbonamento che era, come posso dire, non valido in questi giorni perché nel frattempo era scattato un abbonamento con i prezzi olimpici, quindi che costava di più. Se questo è, partiamo male, ma questo è un altro discorso. Parte male, però io sono un po' in finestra, che sto Bisogna aspettando, stare sempre in perché finestra. è tanto sconvolgente come notizia, che sembra impossibile, perché sono tante le cose, l'autista che l'ha fatto scendere, i presenti. I presenti, questa è la cosa. O non c'era nessuno sull'autobus, perché penso oppure che nessuno che abbia detto, ma insomma, pago io. Sì, ma dopo ho pensato un disguido, però adesso proprio prima di venire qua ho dato una scorsa su un social, che poi è terribile, perché i social prendere come comunicati stampa è molto grave, però qualche volta da là parti per altri approfondimenti. Adesso parlo io, ha detto l'autista, adesso c'è il solito. Però resta il fatto fatto che la cosa è terribile, però appunto dicono che la mamma è avvocato, che quindi però resta il fatto che un ragazzino, e diciamo pur bambino di 11 anni. Di 11 anni fatto, vabbè, insomma, cominciamo male, se questa è però. Beh, no, io guardo anche tante altre cose che vedo, comunque i preparativi, le cose che, come sempre, dolce amaro, bisogna fare fra luci e ombre. Diciamo così, se la cosa venisse confermata, anche per come viene raccontata, anche il fatto che nessuno dei presenti sia intervenuto mi pare ancora più agghiacciante, tanto per usare un termine molto. Allora, chiudiamo questa pagina e parliamo appunto di Cortina. In quegli appuntamenti tu non raccontavi la Cortina, diciamo così, dello struscio, dei VIP, eccetera, ma raccontavi proprio anche il luogo, diciamo così. Sì, è stata una grande soddisfazione scoprirla, soprattutto appunto fra gli ampezzani e i cortinesi, perché magari è una cosa che sfugge, no? Perché gli ampezzani sono gli autoctoni. Ah, ho capito. I cortinesi sono quelli che magari si sono trasferiti a Cortina più o meno dalle valli vicine, oppure anche che hanno scelto di trasferirsi a Cortina. E quindi è stata una bellissima scoperta anche il rapporto che avevo con le persone, con i residenti. Sono nate delle amicizie che ancora continuano anche, perché c'era il modo di scoprire storia, tradizioni e certe trasformazioni, certe metamorfosi, no? Ecco, intanto stiamo vedendo appunto alcune immagini perché in quell'occasione, credo fosse l'occasione delle Olimpiadi invernali del 2006. Allora, o c'era un anniversario? No, c'era l'anniversario nel 2006 delle Olimpiadi del 1956. Sì, ho capito. Quindi ho avuto modo di incontrare e mi hanno dato anche del materiale bellissimo, peccato che sia andato perduto, perché c'erano anche quelli che erano stati i protagonisti di quella volta. Avevamo fatto le riprese per la pista dove erano scesi.
quindi era stata una cosa molto bella proprio anche dal punto di vista storico. C'è un rapporto, no, tra, non voglio dire che Cortina per i triestini sia come Grado, insomma, no? Anche perché forse lì il riferimento montano sarebbe Sappada più che Cortina, però insomma... insomma, i triestini sono dappertutto. Se sai che li ho trovati e anche è nata anche un'altra grande amicizia alle Hawaii, quindi per passare da Sappada. Ecco. Sì. Ecco, questa è una cosa interessante perché qui stavamo intervistando, cioè stavo perché io parlo sempre in plurale, ma abituata ai grandi network che hanno mezz'ora di elenchi di collaboratori, autori. No, ma è ecco. un segnale. E questo è Roger Moore. Sì, perché appunto ho intervistato questo campione di sci che raccontava che lui si era fatto male, quindi non aveva potuto proseguire nelle gare, però era sempre in contatto e aveva fatto da controfigura in un film di 007. Solo per i tuoi occhi. Sì. Questo è tra l'altro uno dei più bei film di 007 con Roger Moore, con delle... E qui abbiamo proprio con degli inseguimenti sulla neve che sono veramente mozzafiato. Sì, quindi c'era l'emozione anche che dopo tanti anni di questa persona che era diventato un amico che intervistavo. Che idea ti eri fatta proprio? Perché quando noi parliamo di determinate città, insomma, di determinate località, insomma, c'è sempre l'idea, no, che ci si fa per tutta una serie di cose, per come i luoghi vengono raccontati, per come vengono, citando Roger Rabbit, disegnati dagli altri, eccetera, no? Poi magari ci vai, parli con le persone effettivamente del luogo e scopri appunto realtà completamente diverse da quelle che ti aspetti. Sì. Anche perché comunque è stato molto bello per il rapporto che è venuto a crearsi. Infatti una cosa che mi ha fatto tanto piacere è stato quando una persona che è stata operativa, una persona di Trieste, ma insomma senza andare a citare eccetera, che mi ha detto: ti ho ammirato perché dice sono persone piuttosto chiuse e da come hai portato avanti quel programma si è capito il legame che era scaturito, perché infatti ancora adesso con certe persone sono in contatto, ci telefoniamo, mi aggiornano sulle cose che fanno e quindi è stato bello anche con quelli che erano operativi a Radio Cortina, ai giornalisti che venivano. Guardate che roba, queste sono scene veramente... Ripeto, dai film di 007 sono le scene sulla neve forse più entusiasmanti, tenuto conto che sono state girate nel 1980, quindi adesso sarebbe molto più facile, probabilmente adesso ricostruirebbero tutto con il computer. Certo. Ma così. Senti, ci sei tornata di recente? No, è da un po' che manco, devo dire la verità, e ogni tanto ci ripromettiamo di fare una rimpatriata, però ogni tanto scorro un po' nel mio archivio, nel mio materiale, fra le fotografie, e era un impegno non da poco, perché in 24 ore registravo 3 puntate, oltretutto sempre senza sapere che tempo trovassi, per cui preparata al caso se ci fosse stato bel tempo o ci fosse stato brutto tempo. E infatti c'era qualcuno che diceva: ma te va e te sta là finché che viene il tempo che te volti? No, non è così, c'è un po' di impreparazione. Molti hanno questa idea che noi... ecco, questa è una cosa che mi piace, che è una mia soddisfazione, un'autopromozione. Questo è un premio che hai ricevuto, sì. No? Mettete l'audio per favore. Perché qui eccola. Buonasera. Buonasera. Ecco il premio. Gabriella è sempre molto carina e devo dire che la devo ringraziare doppiamente perché si è prestata a questa incombenza. Allora, Cortina. Allora, Cortina ho coniato uno slogan: tutto il sapore montano al gusto mondano. Quindi riassume quello che è Cortina. È stato apprezzato. E ho pensato che a fare la ribalta ci ha già pensato Madre Natura, per completarla c'è l'ospitalità degli ampezzani e dei cortinesi.
Grazie, bellissima la frase, dobbiamo incorniciarla. La prossima volta la che mettiamo devo sulla fare un targa, titolo ti chiamo, perché io sai che non faccio molto bene. Ecco, qua ho detto che se la devono usare che mi voglio le royalties. Ti pareva? Ma Allora. già mi mandavano da qualche altra parte a chiedere la riscossione. Ok, senti. Ecco, ma questa è una soddisfazione personale, un'autopromozione, perdonatemi questa debolezza, però il fatto che ho conosciuto e ho fatto conoscere una cortina che poi oltretutto durava un quarto d'ora, Sì, 20 però, minuti credo. Era la cosa, il fatto che davo spazio ai protagonisti, quindi raccontavano, ho fatto la guerra 15-18 sulle Dolomiti. Perché hai detto ho fatto la guerra 15-18 sulle Dolomiti, l'hai detta tu e poi io dopo non venite. Sì, no, li porto bene. No, nel senso che ci sono state queste proposizioni. Che poi in fin dei conti, Viviana, è un po' la cifra anche del tuo impegno, no? Cioè di far parlare la gente, magari di far parlare la gente che non ha copertine, che non ha... No, i protagonisti senza protagonismo, infatti, perché c'è tutto un bagaglio di storie, di vissuto in vari settori, in vari campi, e che magari li scopri per caso ed è giusto invece che perché si lì c'è conosca. il pregiudizio, lì c'è... come dire, per tutti noi, per la maggior parte di noi, Cortina è la località mondana, appunto, e montana, dove si va a sciare, dove si va, probabilmente molti di quelli che fanno lo struscio manco sciano, Appunto. ma questo è un altro discorso. Ho intervistato anche il barman, comunque, che ha preparato e indovinato e ha creato dei cocktail proprio anche per i VIP. Io tra l'altro una volta, ma questo non posso raccontarla perché è troppo lunga, però solo accenno, oggi è anche sabato, quindi possiamo essere un pochettino leggeri. Io una volta ho chiuso una persona in casa a Cortina, ma è troppo lunga da raccontare. Che ormai Beh, si è liberata dopo. Sì, poi si è liberata, gridava aiuto. Ma potevi sempre chiamare me che arrivavo con i vigili del fuoco. No, quella volta non era in tempi prebellici, se vogliamo. Ecco, comunque dal barman che ha creato, che ha scritto anche un libro sui cocktail, sugli aperitivi da lui creati a Cortina e i personaggi che ha incontrato, al fatto che abbiamo fatto perfino la Via Crucis nel bosco, che penso pochissime persone sappiano che c'è un percorso di Via Crucis in un bosco a Cortina. Ma con le ciaspole, no? No, era autunno, era cui autunno. Era okay. Autunno, perché io ho vissuto 4 stagioni di Cortina, in tutte le stagioni, e c'erano ogni stazione della Via Crucis era un'opera d'arte di un artista. Per cui c'era la tela, c'era la scultura. Ho capito. E quindi... Sì, e da quanto hai potuto appunto raccogliere gli autoctoni, i veri, gli ampezzani, erano contenti di quello che era diventata Cortina? E in certe cose sì, in certe cose no, naturalmente ogni cosa, come tutto, no? Ogni volta c'hai un involucro, e tante volte proprio l'anima la respiravi quando facevo le puntate dedicate alle mezze stagioni. Quando c'era la chiusura dell'inverno, oppure l'autunno, che era la preparazione per l'inverno. Sì, no? E lì forse coglievi meglio, effettivamente. Sì, e quindi ero in contatto anche con l'anima delle persone, per questo ripeto c'è stato questo bel incontro che non è soltanto un proporre un qualche cosa, è anche scoprire delle cose, perché comunque era un scoprire delle cose in tutti i vari tipi di sport, dall'incontro di appuntamenti con il ciclismo, con le gare di fondo, con curling, con equitazione, il polo, le gare con le macchine d'epoca, quindi... Allora, ci avviciniamo alla chiusura, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo. In 1 minuto e mezzo abbiamo tempo per ricordare che è uscito il numero
di gennaio oggi proprio, che immagino prepari anche al 10 di febbraio. Allora, il mese di gennaio, a parte il fatto che partiamo già con gli auguri del taglio del nastro del nuovo anno, con gli auguri di cuore ai lettori e a chi ci è vicino, però appunto ho ricordato questo anche periodo di oscurantismo, ho fatto qualche fondo insomma, di mio pugno, dove ho parlato appunto del periodo di oscurantismo che è imperversato nel Novecento. Adesso ho capito. Sì, e che quindi spesso e volentieri, perché l'augurio è il finale o l'introduzione perché non succeda più. Però ho detto, purtroppo mi sembra che l'umanità non abbia ancora capito molto bene. Sì, anzi mi sembra che stia regredendo. No, perché si è incrociato, no? Il ricordo e la memoria, no? E molto spesso sono i protagonisti del ricordo che a suo tempo erano già stati anche succubi di quelle che erano le angherie per cui si fa la memoria. Allora, grazie a Viviana Facchinetti per essere stata nostra ospite. Ricordatevi appunto l'ultimo numero dell'Arena di Pola, e noi, se non prima, ci vediamo su al 10 di febbraio per il giorno del ricordo. Penso di poterlo dire, che come tradizione poi Tele4 seguirà in diretta, come succede da anni. Giustamente, per chi non può essere, perché calcolando che non può essere. Certo. Grazie Viviana, buon lavoro, ci vediamo dopo la pubblicità con il telegiornale delle 13:20. Grazie, arrivederci. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Basta con gli attacchi ad una buona riforma della sanità e con dichiarazioni che confondono il nostro elettorato. È il messaggio chiaro che il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha dato ieri pomeriggio durante il vertice di maggioranza con i segretari di partito. Gianluca Paladin lo ha intervistato stamani a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. La maggioranza è coesa e deve rimanere tale. L'appello che ho fatto, basta uscite oltretutto lontanissime dalla realtà, che confondono i nostri elettori e soprattutto minano un'azione buona di governo. Perché farlo? Quando i numeri ci danno ragione? Basta chiacchiere polemiche, testa bassa e lavorare, è il messaggio del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commentando il risultato del vertice di maggioranza convocato dal governatore ieri pomeriggio per appianare le divergenze emerse all'interno del centrodestra sulla riforma della sanità e la riorganizzazione ospedaliera. Presenti i segretari regionali di Lega e Forza Italia, Marco Dreosto e Sandra Savino, e in collegamento il segretario di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto. Ma a capo del tavolo tecnico sulla sanità voluto dalla Lega c'è l'eurodeputata e vice segretaria del partito in regione, Anna Maria Cisint. Presidente, ieri il vertice di maggioranza, lei ha convocato i segretari. Mi domando, ha dovuto dare una tiratina d'orecchio a qualcuno per quello che è successo, il caso Cisint, Riccardi, e poi il comunicato di Rizzetto che ha detto soddisfazione per il risultato del vertice, non bisogna più fare calcoli però su chi sarà il futuro presidente della regione, ma si riferiva magari alla corsa di Cisint? No, io dico che ieri è stato un confronto franco, sono state tratte orecchie ma franco. Ho sottolineato come l'azione anche dal punto di vista sanitario della giunta regionale, seppur in un terreno complicato e grazie a un impegno dell'assessore, un impegno di tutta la maggioranza, stia portando risultati positivi e i numeri lo testimoniano. E dunque nessuno, penso, visti anche i numeri e visti i risultati, può dire che la direzione sia sbagliata. Dall'altro dopo io non posso conoscere le ambizioni di ognuno. Però insomma, visto che il terzo mandato sembra ipotesi che va verso il tramonto, qualcuno magari si sta scatenando a fare ipotesi. Ecco. Io adoro guardare il tramonto. Una battuta che lascia spazio a interpretazioni fra speranze per il terzo mandato da presidente di regione oppure la fatalità della via del tramonto. Tornando al vertice di ieri, nel quale Fedriga, inutile girarci attorno, ha messo in chiaro la questione e fatto valere la propria linea, è stato lanciato un altro messaggio. Ognuno nella coalizione ha un ruolo e delle responsabilità. È stato un confronto chiaro e schietto.
dove è stata raccontata la bontà della riforma. Dopodiché ribadisco, su questioni poi dei singoli non sono mai entrate e non intendo entrare. Soprattutto oggi, fortunatamente devo dire, non ho l'onere di essere coordinatore di una forza politica, e dopo ognuno ovviamente ha le sue responsabilità e gestisce al meglio quello che ha a disposizione. Una maggioranza divisa che non riuscirà a portare a termine la riorganizzazione della sanità. Questo è il commento del consigliere del Patto per l'Autonomia Enrico Bullian sullo scontro nel centrodestra sul piano oncologico. Piano sul quale lo stesso Bullian si era espresso con favore, innescando una spaccatura anche nelle opposizioni. Su un documento approvato un anno fa, avere la capacità di far riesplodere in questi termini, con questa dirompenza, una polemica politica, è veramente un capolavoro in negativo, e tutto dentro il partito del Presidente della Regione. Enrico Bullian parla di un attacco durissimo da una parte della Lega al lavoro sulla sanità di Fedriga e Riccardi. Non è solo il piano oncologico, sul quale a suo tempo il consigliere del Patto per l'Autonomia votò a favore insieme ai Dem Cosolini e Martinez. Ad essere nel mirino sarebbe l'intera impostazione della riforma sanitaria. Sullo sfondo le prospettive delle prossime elezioni regionali e il tramonto dell'idea del terzo mandato per l'attuale governatore. Una parte della Lega, guidata fondamentalmente da Cisint, che ha la delega alla sanità dentro il partito regionale, fa un documento, un j'accuse durissimo nei confronti della gestione della sanità, come se non governasse Fedriga e Riccardi governassero da 8 anni, e quindi si punta veramente il dito contro una gestione pluriannuale di Fedriga e di Riccardi. Questo, a mio avviso, affosserà completamente l'idea stessa di riorganizzare la rete ospedaliera, che era quello di cui avevamo bisogno. Un tema, quello sanitario, che di fatto ha diviso al suo interno anche l'opposizione, proprio a partire dal voto sul piano oncologico. Io sono per non nascondere la testa sotto la sabbia e premettere però una considerazione. Oneri e onori per chi governa. E un anno fa hanno votato a favore di quel piano che adesso bombardano, quindi dovrebbero anche spiegare, una parte di quella maggioranza che adesso critica il piano, perché l'hanno approvato un anno fa. Ora il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Ci aspetta l'ispettore Tiziana Martini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Cosa ci racconta? Intanto c'è, annunciamolo subito, c'è un corteo che parte questo pomeriggio alle 2:30, no? Se non mi sbaglio, ispettore. Sì, esatto. Allora, dalle 14:30 c'è la Marcia per la Pace. Partirà a fianco alla stazione marittima, quindi da largo Città di Santos, percorreranno la via Ghega, la via Trento, arriveranno in piazza della Borsa e poi si posizioneranno in piazza Verdi. Questo è l'itinerario di questo piccolo corteo. Ovviamente saremo presenti col personale per regolare la viabilità, e questo è quanto riguarda oggi nel primo pomeriggio. Questa mattina si è svolta l'inaugurazione dell'anno giudiziario, è andato tutto bene, non abbiamo avuto problemi di viabilità nel corso della mattinata. Abbiamo fatto qualche piccolo intervento, ma nulla di particolare. Volevo dire qualcosa per domani. Per domani alle ore 10 ci sarà una cerimonia di commemorazione per le vittime civili delle guerre presso il Parco della Rimembranza a San Giusto. Nel pomeriggio di domani ci sarà la partita di basket intorno alle ore 17 e saremo presenti ovviamente per tutte le manifestazioni anche noi. Anticipo una piccola cosa per lunedì, la prossima settimana ricominciano gli interventi sulle postazioni semaforiche per il riammodernamento appunto della rete semaforica. Lunedì dalle ore 9:30 alle 13 sarà fatta l'intervento su Piazza Tommaseo, arriva 3 novembre Mazzini, la zona è quella. Altre cose non avrei da segnalare. Grazie ispettore Martini, buona giornata e buon lavoro.
Grazie e buona giornata a tutti. Dopo la presentazione del logo di Futuro Nazionale di Vannacci, i gruppi triestini che si rifanno alle idee del generale si organizzano in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Abbiamo sentito Angelo Lippi del Mondo al Contrario, ospite ieri di Ferdinando Avarino a Ring. Lei è rappresentante del Mondo al Contrario di Trieste, giusto? Quindi i vannacciani, per capire, no? Lei mica lascia un partito perché non è in nessun partito, giusto? Io qua sono un pesce fuor d'acqua, nel senso che non sono di nessun partito, faccio parte di un'associazione che è un'articolazione locale del movimento, appunto, il Mondo al Contrario, che si rifà al libro di Vannacci. Ma lei è già iscritto anche al nuovo col simbolo? No, non è ancora nato. Futuro Nazionale? Se mai nascerà questo partito mi iscriverò certamente. Ma lei dice che nasce o no? Io penso di sì, però non ho nessuna notizia. Quindi Vannacci lascerà la Lega, secondo lei? Me lo auguro. Se lo augura? Perché? Io personalmente... Perché? Ma perché, per me egoisticamente, perché diciamo che non ho mai avuto un orientamento verso questo partito, ho portato simpatia per alcuni esponenti, però io non sono iscritto alla Lega. No. Il tema è che vi presenterete, immagino, alle prossime elezioni comunali, no? Le amministrative del 27. Se nasce il partito ci presenteremo ovunque. Vero? Sì, assolutamente sì. E lo scopo è quello, cioè lo scopo di Vannacci è di contribuire a governare il paese, l'ha sempre detto, e cambierebbe solo il mezzo, insomma. E sarebbe alleato al centrodestra, secondo lei, tutti i discorsi? Non lo so. No? Cioè pensate di andare da soli con un candidato sindaco? Tra virgolette può sembrare come una minaccia, lo dico scherzando. Si dovrà fare i conti anche con questo partito. E secondo voi bisogna realizzare solo il tratto orizzontale in Portovecchio, sì o no? Su questo o cabinovia in generale? Per me la cabinovia non è assolutamente una priorità, quindi credo che sia un problema secondario. La cabinovia sia un problema di distrazione di massa, come ce ne sono tanti, insomma. Cioè, si parla di cabinovia per mettere gli uni contro gli altri, creare questa visione quasi ideologica. Non entro nel merito se la cabinovia fa danni dal punto di vista ambientale o seppure è insicura, eccetera. Questo per me è secondario. Cioè, io credo che ci siano delle cose molto più importanti della cabinovia, fermo restando che non che critico l'opera, perché l'opera di per sé può anche essere utile dal punto di vista del traffico, del turismo, tutto quello che vogliamo, ma ci sono delle priorità e per me assolutamente la cabinovia non è una priorità, ce ne sono mille altre, le nostre periferie, i problemi della sicurezza. Giovedì 12 febbraio il Ballo della Verdura aprirà la 72esima edizione del Carnevale di Muggia, che culminerà con la sfilata di domenica 15. Sarà un carnevale che accanto al divertimento vedrà, come ormai noto, un'attenzione particolare alla sicurezza. È ovvio che per avere una festa bisogna anche mettere in piedi tutto un sistema di sicurezza al quale oggi non si può transigere. Il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, ha così ulteriormente sintetizzato le ragioni intanto etiche alla base del provvedimento sperimentale che introduce il ticket per i non residenti che volessero partecipare alle manifestazioni serali del Carnevale. Polidori vi è tornato sopra stamani a margine della presentazione della 72esima edizione della Kermesse, smorzando le polemiche che ancora circondano il provvedimento. Altri stanno parlando, scusatemi la piccola parentesi polemica, altri parlano bisogna fare di più, bisogna mettere più guardie, bisogna mettere più controlli. Lo stiamo facendo tutto quello che è possibile fare e in più anche questa questione del ticket, ma che è visto in un'ottica di strategia della sicurezza complessiva, per cui lasciano che noi lavoriamo e noi lasciamo che loro parlino. Il QR code per accedere al centro storico si potrà scaricare dal sito del comune di Muggia, dove si trovano tutte le ulteriori indicazioni a partire dal 2 febbraio. La manifestazione dunque, il momento clou è il corso mascherato, in programma a partire dalle 13 di domenica 15 febbraio. A pagamento saranno soltanto i posti a sedere sulle tribune, il 50% dei quali comunque gratuito per gli anziani dai 75 anni in su residenti a Muggia e per i disabili con accompagnatore. Sono numerosi al solito gli appuntamenti che magari per i non muggesani sembrano collaterali e che sono gratuiti. È importante questo, che non passi che si paga per venire a vedere il Carnevale a Muggia, no, assolutamente. Per la sfilata tutti gli eventi della settimana sono tutti gratuiti, cominciamo il giorno 12 alle 17 con la grande apertura del Carnevale e il Ballo della Verdura e proseguiamo su quest'onda tra tradizione e anche innovazione e qualche novità per tutta la settimana. Fra le innovazioni l'impegno del Comune per il divertimento dei giovani di tutte le età. Per le serate invece abbiamo 2 punti musica fatti dal Comune, organizzati dal Comune, uno per i giovani dedicato a loro e uno per
quelli un po' come me che sono un po' più in là negli anni. La 72esima edizione del Carnevale Muggesano si chiuderà mercoledì 18 febbraio con la veglia del Carnevale e col falò Brusemo Cornelio. Allora, parliamo adesso di burocrazia, lo facciamo partendo da un'analisi della CGIA di Mestre. La burocrazia continua ad essere un muro a volte difficile da superare. La pubblica amministrazione applica tempi amministrativi e giudiziari molto diversi da città a città. La buona notizia è che in Friuli Venezia Giulia la situazione è molto migliore che nel resto del paese, anche se i costi diretti e indiretti che subiscono le imprese friulane e giuliane non sono per nulla trascurabili e secondo una stima dell'ufficio studi della CGIA di Mestre ammonterebbero a circa 2 miliardi di euro all'anno. Nel nostro paese non è difficile fare le cose. È difficile farle con la burocrazia, file infinite, portali che non funzionano, documenti già consegnati che mancano sempre. Ogni impresa che deve rapportarsi con un ufficio pubblico perde tempo, soldi, pazienza. La cattiva burocrazia è come un labirinto senza uscita. Ti chiede tutto ma non ti dà mai risposte. Il settore più frenato dalla burocrazia è l'edilizia, dove servono in media oltre 6 mesi e mezzo, ben 198 giorni, per ottenere una concessione edilizia per costruire un capannone commerciale. La situazione rimane difficile anche quando osserviamo le performance della giustizia civile, in particolare per quanto riguarda le procedure di insolvenza. Qui il dato nazionale parla di una durata media di 36 mesi, ovvero 1095 giorni, per arrivare alla liquidazione di un'impresa insolvente. La semplificazione che tutti invocano non è uno slogan, è una necessità. Meno moduli, più soluzioni, meno ostacoli, più futuro, perché il Friuli Venezia Giulia può tornare a correre solo se smette di inciampare nei suoi stessi uffici. Chiudiamo con uno sguardo rapido al meteo, vediamo la situazione generale. Domani sul Friuli Venezia Giulia affluiranno correnti di bora nei bassi strati favorendo condizioni stabili ma richiamando temporaneamente anche aria continentale più fredda nel fine settimana. Da martedì una depressione porterà a una nuova fase di tempo perturbato. Domani cielo da poco nuvoloso a sereno. È tutto, ci vediamo alle 19:30 con il telegiornale della sera. Buon pomeriggio, a più tardi.